Siamo pronti per la seconda puntata con il professor Pascolo. Parleremo di BRICS. È una puntata molto interessante. A presto. Eccoci qua, sempre Media Europa, seconda puntata sull'approfondimento, questa volta dal punto di vista economico, ma l'altra volta abbiamo parlato della finanza, abbiamo parlato un po' della geopolitica in relazione alle tre grandi elezioni che c'erano quest'anno, però c'è qualche altro punto di domanda su altri paesi emergenti, per esempio i BRICS, professore, intanto benvenuto. Grazie a tutti. Allora, la faccenda del BRICS è semplice, siccome la volta precedente abbiamo parlato di come funziona il meccanismo finanziario, cioè ormai il meccanismo finanziario è la produzione di dollari virtuale, no? Che invade il mercato mondiale e questo fa sì che il potere di tutte le nazioni che sono ancorate al dollaro venga risucchiato automaticamente. Faccio un esempio e dopo passiamo al BRICS. Il governo statunitense decide di dare 50 miliardi all'Ucraina. Bene, cosa fa? Stampa o digita 50 miliardi, paga le industrie d'armi da 50 miliardi, le 50 miliardi vanno di apparecchiature, vanno a finirla in Ucraina. Ebbene, chi paga il conto? Chi ha in mano i dollari, quindi il popolo americano, i popoli europei, la Cina, la Russia, il Brasile, cioè tutti i paesi che hanno dollari in mano hanno una svalutazione complessiva distribuita naturalmente sul piano planetario di 50 miliardi. Però i BRICS tentano di avere una propria moneta. Allora arriva lì la questione BRICS. Siccome tutto quello che accade va a finirla in difficoltà economiche per tutti i paesi che si supportano o si appoggiano al dollaro, allora Cina, Brasile, Sudafrica, Russia e altri paesi, soprattutto i produttori del petrolio, stanno pensando di evitare l'utilizzo del dollaro come moneta di scambio. Ma non è molto facile però, anche perché le borse mi pare che rispondano a dei requisiti particolari. Sì, ma io credo che questa potrebbe essere una strada per controbilanciare quello che sta appunto succedendo al dollaro. E la Russia è entrata in questo, diciamo così, ginepraio per governare un po' la questione. Ma non tanto, forse anche per governare, però quello che è effettivamente interessante è costruire perlomeno o una moneta o un sistema di scambio che non sia rigorosamente ancorato al dollaro, perché chi detiene appunto la produzione virtuale o reale di dollari può mettere in grossa difficoltà tutte le strutture che utilizzano il dollaro come moneta di scambio. Ma secondo te avrà un'evoluzione forte questa nel tempo oppure sarà lenta ancora? Ma bisogna vedere anche cosa fa, come evolve il rapporto con l'India, il rapporto fra l'India e la Cina, no? Perché l'India ha accettato di entrare... Ma sta insidiando la Cina, no? Mi pare. Nell'ambito dei BRICS. Però hanno chiaramente dei punti di contrasto. Secondo me, se loro trovano un punto di equilibrio, è probabile che il BRICS prenda corpo. D'altra parte mi pare che già il 24% degli scambi mondiali avvenga in BRICS. E poi l'Africa entra con il Sudafrica, che è un paese abbastanza rodato, no? In questo momento, anche se ha molte difficoltà. Ma però sì, perché in tutta questa idea del BRICS c'è anche dentro un concetto ideologico che magari a molti sfugge,
no? Cioè che l'Occidente per secoli ha dominato, sfruttato e saccheggiato i paesi oggi emergenti. Infatti, parliamo della Cina, dove alla Cina, per esempio, hanno addirittura fatto una guerra per imporre l'oppio ai cinesi. La corona britannica aveva fatto una guerra specifica a proposito della corona britannica, l'Inghilterra ha ancora un potere, uscendo dalla UE, ha ancora un potere coercitivo nei confronti dell'America o no? Beh, no. Diciamo che l'Inghilterra è ormai un satellite. Ma le classiche moral suasion, no? Ogni tanto viene fuori qualche numero diciamo, uno che diciamo dice... lì ci sono dei poteri trasversali che un certo Scherf aveva studiato, che lega le banche inglesi alle banche americane. Quando l'America divenne indipendente pensarono di mettere un po' le mani sulle banche americane per comunque controlli, perché attraverso le banche controlli il mercato, controlli il mondo, eccetera. Sicuro. Quindi quello che decide l'individuo a casa sua o il sindaco o il nostro governo o anche il governo europeo ha dietro comunque la finanza che decide per loro, ma è tutto questo che unitamente alla NATO, per tornare a quel discorso dell'altra volta, controllano il sistema. Ma in tutto questo scenario, che è interessante e anche affascinante dal punto di vista storico, politico, ma l'Europa, che ormai ha messo, non dico la retromarcia, ma comunque in folle, perché non riesce né avere un esercito suo né avere una politica economica duratura. In sostanza siamo ancora in ebollizione fra i vari stati. L'Europa non ha una classe dirigente ormai, no? Perché nel corso degli anni è stata annacquata tutta, no? Da Macron a Scholz. No? C'è ormai l'asse franco-tedesco, mi pare, che sta facendo acqua. E non hanno personalità di carattere che possono contrastare o leggere in maniera molto chiara quello che sta succedendo. Gli ultimi veri personaggi erano Giscard d'Estaing, Mitterrand, Schulz e fino alla Merkel. Dopodiché anche Schmidt ha dato il suo, no? È stato molto ha fatto delle proposte anche riguardo al popolo tedesco, se vogliamo anche innovative, no? Perché insomma ha fatto dei gesti anche eclatanti nel certo, tempo. Ma perché devi comunque affrancarti dagli Stati Uniti, non tanto perché tu sei anti-occidentale, semplicemente perché i tuoi interessi non collidono, no? Cioè non collimano, no? Invece collidono. Ti faccio un esempio molto semplice. Se tu ti guardi attorno, a parte qualche Harley Davidson, qualche Tesla, noi non abbiamo bisogno di prodotti statunitensi, però abbiamo bisogno di prodotti russi, cioè gas, petrolio, materie prime. E comunque, nonostante l'embargo, io credo, anche perché ho avuto la possibilità di fare qualche indagine, che il mercato è florido verso la Russia, perché, insomma, bypassando verso la Turchia, insomma, certo, comunque i nostri imprenditori continuano a lavorare. Ma semplicemente che verso l'Austria, no? Perché l'Austria se ne sbatte e compra il gas russo, no? D'altra parte il gas russo attraversa l'Ucraina alimenta la guerra in parte sì, è un gioco di scacchi, insomma. Con i proventi del transito del gasolio russo, cioè siamo a livello di follia, no? In cui economia, finanza e apparati che ormai sfuggono al controllo della politica, e quindi sto parlando della NATO, no? O delle multinazionali. Addirittura battono. sì, abbiamo delle multinazionali che hanno
dei bilanci superiori, non so, alla Bulgaria, alla Cecoslovacchia, alla Romania, certo. a tutto l'est ancora un poco, Sì, no? ma poi decidono. Sì, decidono in modo... Decidono indipendentemente. Sì, le sanzioni, adesso è un tempo che trovo, si paga Esatto, qualche si va avanti lo stesso. Bene, anche questa puntata l'abbiamo terminata, caro professor Pascolo, ti ringrazio molto per la tua, diciamo così, disamina, anche con le tue prospettive molto chiare. La prossima volta esamineremo un altro tema che è di attualità, la questione che riguarda l'agricoltura, ma questo lo vedremo la prossima volta. Va bene. Grazie e mandi. Mandi, ad oggi. Ehi, dico a te, mai sentito parlare di web audiovisione? Informazione libera senza bavaglio, trasmissioni su misura, linguaggio potabile, on air a chilometro zero, video promozionali su richiesta, metaverso e gestionali a portata di mano e tanto altro ancora? La risposta si chiama Friuli TV, il pianeta online che viaggia regolare nell'orbita del web in perfetto orario. Friuli TV, un nome, una garanzia per quello che vuoi tu.